Iniziamo con parlare di queste sequenza di delibere che sono state approvate oggi e che riguardano una importante legge regionale del 6 dicembre 2006, la numero 19. Per prendere appena alla larga va detto che questa Giunta è particolarmente e sarà particolarmente attenta all'uso efficiente delle risorse naturali. Abbiamo molti esempi nei quali si dimostra che le risorse naturali hanno bisogno di molta attenzione da parte dell'ente pubblico, perché le risorse naturali tipicamente non hanno dei prezzi che gli vengono attribuiti dal mercato, sono spesso, come dire, il loro valore è spesso sottoutilizzato. Questa è una delle conseguenze di questa cosa, ma la vedete dovunque in giro per il mondo e anche in Sardegna, è che troppo spesso appunto le risorse naturali, lo sfruttamento delle risorse naturali viene dato in concessione secondo meccanismi che non sono sempre quelli ottimali. Quindi succede che, essendo la risorsa naturale qualcosa che determina facilmente una rendita, poi bisogna stare molto attenti a quali sono i soggetti che hanno il diritto a farne uno sfruttamento adeguato. Insomma, c'è un problema, adesso faccio per 3 secondi l'economista di ritorno, c'è un problema di bene pubblico, c'è un problema di fallimento del mercato ed è un ambito nel quale il ruolo dello Stato e del settore pubblico è riconosciuto assolutamente da tutti come essenziale per garantirne un utilizzo efficiente e naturalmente ai fini della massimizzazione del benessere di tutti. Quello che ho appena detto non è un punto di vista particolarmente di sinistra, perché è conosciuto in tutto il mondo, in tutta la letteratura. Quando c'è un bene pubblico bisogna starci particolarmente attenti. Quello che abbiamo fatto in effetti con queste delibere è stare particolarmente attenti, ed è stato anche relativamente facile farlo, perché siamo in presenza di una buona legge che regolamenta molto bene la materia. La legge è quella che riguarda la disposizione in materia di risorse idriche e di bacini idrografici. Quindi quello che è stato fatto oggi è proseguire in un percorso lento ma presente nelle precedenti decisioni della Giunta regionale della Sardegna, che è quella attraverso la quale la Regione subentra nella titolarità di tutte le concessioni che hanno a che fare con il sistema appunto pubblico dell'acqua. E da questo punto di vista stiamo effettivamente completando qualcosa che ha un paio di puntate precedenti, poi ve ne parlerà l'assessore Maninchedda, e oggi noi portiamo avanti questo processo subentrando nella titolarità delle concessioni che riguardano le dighe del Coghinas, del Flumendosa e del Taloro, quindi luoghi piuttosto importanti della Sardegna. Tutto questo verrà spiegato come vedete, con molto dettaglio dall'assessore che ha proposto le delibere. Io ci tengo a dire, per concludere, che sono delibere importanti, che riaffermano un principio generale importante e ben declinato da una legge della Regione, ma deve essere anche chiaro che questa è una delibera che per la Sardegna è contro nessuno, assolutamente contro nessuno. Ha certamente degli aspetti delicati, come quello della partita che riguarda l'idroelettrico, che è uno degli aspetti appunto del multisettoriale, ma ciò che noi vogliamo ribadire con forza è che noi stiamo facendo qualcosa che è previsto dalla legge e che non va contro nessun attore pubblico o privato che sia legato all'idroelettrico. Noi abbiamo anche dei modelli, ne parlerà certamente Paolo Maninchedda, dei modelli conosciuti di riferimento nel quale fatta questo subentro nella titolarità delle concessioni, poi naturalmente si discute con tutti i soggetti interessati a trovare il modo di poi gestire con regole condivise alcune partite, come anche quelle idroelettrico. Tutto questo suona naturalmente un po' misterioso, ma non a caso adesso c'è una presentazione che invece andrà nel dettaglio di ciò che abbiamo fatto, nel senso di ciò che è stato fatto.
Oggi la Giunta ha assunto delle delibere importanti che finalmente restituiscono sovranità alla Sardegna su un bene essenziale quale l'acqua, ci consentono di utilizzarla al meglio per gli usi civili, industriali, agricoli, anche per l'idroelettrico, ci consentono di mettere in equilibrio i costi della produzione dell'acqua grezza e di ridurre con la stessa acqua l'incidenza di questi costi sulle tariffe dei sardi. Mi sembra un risultato importante, visto che dal 1948 non si era riuscito a dire che l'acqua e le dighe importanti della Sardegna sono nostre, sono dei sardi.